Il dono si differenzia dal regalare perché contiene l'offerta di sé e il desiderio di stabilire un legame. Da questa riflessione parte il messaggio del Papa per la 27ª giornata mondiale del malato, che si rifà ad un modello di carità su tutti, Madre Teresa di Calcutta. La cultura del dono, dice quindi Francesco, è indispensabile per superare la cultura dello scarto, così presente purtroppo nella società di oggi. Il Papa invita quindi a pensare alla cura dei malati come un momento in cui si fondono professionalità e tenerezza, ascolto dell'altro, un'occasione di incontro che nasce dalla gratuità umana. I malati infatti hanno bisogno di calore e di amicizia, non soltanto di cure mediche buone e avanzate. Laddove i medici hanno il tempo di praticare la compassione, i risultati possono essere straordinari. Mi viene in mente un paziente che è arrivato, come tante persone, un po' spaventato anche all'idea dell'hospice, e in realtà dopo un po' di tempo che era ricoverato lì ci ha detto: vi ringrazio perché da quando sono qua mi sento più vivo. Spesso ci si trova di fronte a delle situazioni dove da un limite invece si crea una potenzialità, no? E allora è quello che noi dobbiamo cercare di fare nei confronti dei nostri bambini, ma anche dei nostri pazienti, no? Le famose capacità residue, ecco, investire su quello, no? In questo momento noi abbiamo un adolescente che è tetraparetico su una carrozzella. Ieri sera con 2 dita stava giocando alla PlayStation, 250 km all'ora. Io dicevo: Caperi, io quando gioco alla PlayStation finisco sempre nell'erba. E lui mi diceva: io questo ho imparato a non farlo più. Ecco, un ragazzino che di notte usa il ventilatore mi ha battuto alla PlayStation, e questo è stato secondo me un bel insegnamento, un bel confronto, no? Un'abilità che abbiamo da una parte, lui la trova da un'altra parte. Quest'anno la giornata del malato si celebrerà in modo solenne a Calcutta, in India, dove fu missionaria Madre Teresa. In diocesi invece il momento di preghiera si terrà domenica in cattedrale. Invitando i malati, perché è un momento di preghiera insieme, è proprio il fondamento poi del trovare il volto di Dio tenero e vicino, chi si occupa degli ammalati e chi ha a che fare con la salute, con la malattia, quindi direi tutti.